Pensiero del giorno, martedì 25 giugno. Far vincere la luce in noi. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giovanni capitolo 14, versetto 21. Tutti i comandamenti di Gesù si riassumono in uno: amare Dio e il prossimo, vedere e amare Gesù. L'amore non è un mero sentimentalismo, ma si traduce in una vita concreta, al servizio dei fratelli e delle sorelle. Ed è attraverso questo amore che si apre in noi la sua luce, la luce di Gesù, secondo la sua promessa: a quelli che mi amano io mi mostrerò. L'amore è una fonte di luce. Amando comprendiamo meglio Dio che è amore. E questo ci fa amare ancora di più e approfondire il rapporto con il prossimo. Questa luce, questa conoscenza amorosa di Dio è dunque il sigillo, la prova del vero amore, e può essere sperimentata in vari modi, perché in ognuno di noi la luce assume un colore, una sfumatura propria, ma ha caratteristiche comuni. Ci illumina sulla volontà di Dio, ci dà pace, serenità e una comprensione sempre nuova della parola di Dio. È una luce calda che ci stimola a percorrere il cammino della vita in modo sempre più sicuro ed efficace. Anche se le ombre dell'esistenza rendono incerto il nostro cammino, anche se inoltre le tenebre ci bloccano, questa parola del Vangelo ci ricorderà che la luce è accesa dall'amore e che un gesto concreto di amore, per quanto piccolo possa essere, una preghiera, un sorriso, una parola, è sufficiente a darci quel raggio che ci permette di andare avanti. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita, maggio 1999. Parola di vita, giugno 2024. Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.